Prima il Veneto, perché significa che il Veneto dovrà essere la prima regione a testare il federalismo e l'autonomia, perché sarà il primo il Veneto a dire che le tasse resteranno a casa nostra. Noi vediamo il modello del federalismo in maniera molto semplice, che è quella che Umberto Bossi ha definito della geometria variabile. Ognuno dovrà e potrà avere la sua dose di federalismo. Ogni regione andrà a negoziare per il tramite del suo candidato, del suo governatore, la dose di federalismo che quella regione vuole, di autonomia. Non è un'utopia, è quello che già accade in giro per il mondo. La Spagna dà alla Catalogna l'autonomia e non la dà magari a Siviglia. In Gran Bretagna abbiamo la Scozia con la devolution e magari altre parti del paese non ce l'hanno. Questo per dirvi che, insomma, che se i calabresi vogliono continuare a rimanere uniti e legati a doppio filo a Roma, lo facciano pure. Noi abbiamo altro da fare. Prima il Veneto significa anche, qualcuno si è scandalizzato, ma mi spiace per loro o per chi si scandalizza, che prima di tutto per il governatore della Lega viene e verrà assolutamente prima il cittadino veneto. Noi diciamo che è giusto che i servizi siano dati ai cittadini di questo territorio, a coloro che lavorano su questo territorio. Al fatto fino in fondo che i cittadini debbono essere rispettati e non debbono accollarsi e dover avere vicino a casa dei centri di accoglienza di Rom, di Sinti, perché qualcuno ha deciso che è meglio così. Prima il Veneto significa anche che in un momento di difficoltà come questa il lavoro viene prima per i nostri cittadini del Veneto. E lo dico in un mondo come questo, in una località come questa, dove la disoccupazione si sente. Il mio pensiero va ai cittadini dell'Alcoa, a tutti i lavoratori dell'Alcoa, a tutti quelli che in queste ore vedono messo a repentaglio il loro posto di lavoro. Noi siamo estremamente convinti che la soluzione di riempire le multinazionali di risorse statali per poi vederle andare via dal nostro territorio non sia la soluzione giusta. Qualcuno comunque dovrà render conto di questo, ma soprattutto diciamo ai signori dell'Alcoa che non pensino di aver risolto i loro problemi licenziando i nostri lavoratori. Lo diciamo perché c'è un'infrazione comunitaria in piedi, lo diciamo perché comunque ci sono degli impegni da parte di questa azienda in piedi, lo diciamo perché noi veneti ne abbiamo piene le tasche di quelli che vengono sul nostro territorio a prendere, portare via e lasciare nulla. Quale sarà quindi questo governo? Sarà un governo dove il governatore non si vergognerà di parlare in veneto? Sarà il governo dove il governatore chiederà da subito un'opera di moralizzazione sui costi della pubblica amministrazione, sui costi della politica. Sarà un governo nel quale, proprio quell'impegno che ci viene dal profondo dalla Lega, noi chiederemo semplificazione e efficienza amministrativa, perché i cittadini non hanno più tempo di aspettare. Ed è quello che vogliamo, la stagione delle opere pubbliche, dei servizi, di ridurre le code davanti agli sportelli magari del pronto soccorso, delle prenotazioni delle visite, sono tutte cose possibili. Io penso di avervi dimostrato in questi anni di amministrazione, e i trevigiani lo sanno, oppure chi ha visto in questi 2 anni l'attività governativa, che le cose si possono fare. Ci vuole impegno, senso di squadra, ma soprattutto ci vuole una cosa, il popolo dalla nostra parte. Quindi
Quindi l'invito a tutti voi è quello di fare, come si dice, pancia a terra questa campagna fino in fondo. Se vi chiedono come si vota con molta semplicità. Lasciate perdere i tirapiedi che propongono 3 croci, 4 croci, una qua, una su, una giù. Si fa solo una croce sul simbolo del vostro partito, una croce sola sul simbolo del partito, una croce sola sul simbolo del partito. Questo è l'unico voto valido. Grazie e buonasera a tutti. Grande il nostro Luca Zaia, grande, un applauso ancora. Ho messo a scanso di equivoci, faccio una controprova. Si fa una croce sola sul simbolo del vostro partito, ovvero la... Avevo capito bene.